Allora, stiamo per partire, quindi aspettiamo.
Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda edizione degli Oscar del 131. Super spontaneo questo applauso. Assolutamente, no, ma non l'abbiamo chiesto assolutamente, neanche all'ingresso. Ci mancherebbe, seconda edizione di questa manifestazione. Ci troviamo Roberto Pino, ovviamente, ma non c'è neanche bisogno che ci presentiamo, tanto oramai ci conoscete. Mi odiano abbastanza Esatto, un po' tutti. Esatto, è molto spontaneo anche l'odio in questo caso. Ci troviamo a Castelsardo, sala 11 del Castello dei Doria, dopo la prima edizione organizzata l'anno scorso ad Alghero. Quest'anno ci troviamo in un'altra bella città storica, sì. Insomma, davvero una bella cornice. Ringraziamo ovviamente il comune, adesso vediamo Salvatore Carboni, ma arriverà anche il sindaco a brevissimo. Ci ritroviamo, lo abbiamo detto Robby, in 1000 salse per chiudere questa stagione, anche se poi ci sarà un appendice di cui parleremo dopo, però di fatto chiudiamo in maniera ufficiale una stagione molto produttiva e proficua. Assolutamente, che ha visto comunque sia 2 salvezze in Serie C che non sono mai scontate, un ritorno in Serie A, tanto basket anche di ottimi livelli, su tutti i livelli, non solo con la Dinamo, ma anche appunto con le altre realtà sarde, ma soprattutto, come avevamo detto l'anno scorso, quella di questo pomeriggio non è un gala, non è una premiazione fine a se stessa, ma è un modo per ritrovarci. Siete in tantissimi. L'anno scorso questo progetto è iniziato quasi in maniera folle, in 2 settimane scarse. Quest'anno un mese, con in mezzo i playoff del Cagliari, però avere così tanti, pensavamo anche fosse di meno, infatti le sedie sono di meno, però siamo molto contenti. Infatti grazie, sarà la parola ricorrente di tutta la sera, vivetela come se fosse una festa. Vi abbiamo fatto aspettare, arriverà anche il sindaco, poi c'è un bel rinfresco, non vivetela come la classica cosa impostata, è giusto per stare insieme. Noi, insomma, per capire che non è una cosa impostata. Assolutamente. Insomma, per chi non sapesse che cosa sono gli Oscar 131, anche se c'è scritto i premi per lo sport sardo, insomma, non abbiamo la velleità di essere la prima manifestazione di premi della Sardegna, però nel nostro piccolo, insomma, raccontiamo tutto l'anno la storia dello sport sardo, delle realtà dello sport sardo, e quindi ci faceva piacere appunto chiudere la stagione con chi abbiamo raccontato, con i protagonisti delle nostre storie, di tutti i vari sport della Sardegna, quindi dal calcio, basket, ma abbiamo anche motori, pallamano, volley, insomma, ciclismo e tanto altro. E quindi iniziamo subito, Robby, cosa dici? Subito, dai. Scaletta Siamo lunghissima, in tanti, via. La scaletta lunghissima. Allora, iniziamo un po' come l'anno scorso, prendiamo un po' anche perché in piedi. Com'è? Anche perché in piedi. Anche perché in piedi, assolutamente sì, quindi bisogna anche fare in fretta. Iniziamo dalla Dinamo Sassari, perché è stata una stagione davvero ricca di successi, di emozioni, per tutto il progetto della Dinamo, quindi non solo la squadra maschile con la semifinale scudetto, per la squadra di coach Piero Bucchi, patrono Stefano Sarda, insomma, che doveva essere qui, peccato, non siamo riusciti ad averlo in presenza, però insomma è ben rappresentato. Al terzo anno ce la facciamo. Esatto, lo facciamo a casa sua direttamente, esatto. Ci facciamo dare le chiavi, così magari insomma. Così non viene. Esatto. Però abbiamo casa di Sardara che comunque. Esatto, comunque ci va bene, direi. Ci va bene. Stagione davvero, diciamo, ricca di successi, maschile e femminile, la Dinamo Lab con la cavalcata anche in Europa, quindi davvero è stata una grande stagione, Robby, tra l'altro, siccome il primo premio era proprio per il presidente Stefano Sardara, premio lungimiranza anche per quella che è stata appunto la pazienza nel saper aspettare anche quest'anno i risultati della Dinamo, che inizialmente, Robby, non erano andati molto bene, anzi, una Dinamo che era stata quasi in zona retrocessione, qualcosa a cui noi non siamo abituati, quindi immaginiamo poi direttamente il club. Però da lì c'è stata una grande risalita, è arrivato il sindaco. Signor sindaco, venga, prego. C'è un applauso per il sindaco. Anche se siamo a casa sua. No, ma dobbiamo fare una comunicazione di servizio. C'è questa macchina qui che impedisce. Genova Hotel, non passano le macchine. Come facciamo? Regista, bisogna spostare la macchina. A chi la diamo? Diamo le chiavi a qualcuno. Prego. Sapevo da come si è avvicinato che era una comunicazione, cioè quella macchina là sposta. Esatto, si inizia sempre così. Ma il bello della diretta anche. Chiamiamo la Dinamo. Chiamiamo la Dinamo, esatto. Stavo dicendo, iniziamo con Jack De Vecchi,
Antonello Restivo, che sono i rappresentanti oggi della Dinamo. Allora, sono 2, ma valgono per 7 praticamente, perché i premi sono davvero tantissimi, ma anche dei contributi video. Nel frattempo che Roberto recupera i premi, fatemi poggiare questa roba, perché Coach Restivo, ben trovato. Jack dei Vecchi, ben trovato. Robby, poi quando tu vuoi non ci sono problemi qua, tanto. E sapete Coach, che perché è io... andato da Roberto e mi ha lasciato Jack che devo fare... Perché Poteva io e il coach rimanere ci qua. conosciamo, è un amico. Poteva rimanere qua. No, allora, a parte gli scherzi, come ogni anno ci ritroviamo qua a fare questo appuntamento, coach, io non so più cosa chiederle, perché già negli anni mi viene sempre più difficile, no? Alzare un po' l'asticella di questa Dinamo, di questo progetto. Quello che posso provare a chiederle in un'occasione del genere è quanto è contento di comunque avere anche, essere un po' il simbolo di un movimento femminile a livello di basket in Sardegna che davvero sta crescendo a vista d'occhio. Ma prima di tutto devo ringraziare per questa manifestazione bellissima, ringrazio il sindaco perché è veramente uno scenario stupendo. Ovviamente siamo contenti, siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto, di tutto il percorso che in questi 3 anni abbiamo potuto realizzare. È ovvio che devo ringraziare soprattutto ovviamente la mia società che mi mette sempre a disposizione tutto quanto per poter raggiungere, poter fare questi step. E poi soprattutto devo ringraziare il mio staff, quindi tutta la parte tecnica, da Bellino a Darioli, a Paolella, alla Mattina, che ovviamente mi danno ogni giorno quel contributo che si può, tra virgolette, ampliare il tipo di pallacanestro, nel senso che il nostro obiettivo, oltre a quello dei risultati che ci sono sempre, come in tutte le società, è quello di far conoscere sempre di più, come abbiamo detto l'anno scorso, il basket femminile, la bellezza del basket femminile, e questo ci stiamo riuscendo soprattutto perché abbiamo tanta passione dentro tutti quanti e tanto amore per questa pallacanestro, tutto qua. Volevo dire una cosa, il premio non è che è piccolo, è Jack che ha le mani grandi, cioè, giusto per essere chiari, perché se no poi qualcuno dice Jack, allora intanto anche tu, così come il coach, una mensola per i premi di 131, perché già il secondo di fila, l'anno scorso il video, quest'anno giustamente in presenza, il premio per la carriera, caro Jack, te ne hanno dato già 150, quindi anche noi giustamente ci sembra avere il caso di aggiungerci alla schiera. Non così bello però, eh? Esatto, il nostro è molto più bello, e una schiera soprattutto perché, l'ha detto Jack, hai dato tantissimo alla pallacanestro italiana e soprattutto sarda in generale, quindi lasci questa pallacanestro, però esci dalla porta, come si suol dire, e rientri dalla finestra, giusto? Sì, esatto, Tu, guarda. vado io. Grazie tante sicuramente per il premio, vi ringrazio. Leggo qua Quinto Moro, mi sembra un po' esagerato, però insomma, dai, sì, è stato un percorso bellissimo, tanti anni, 17 anni con la maglia della Dinamo, è stato sempre in crescendo, insomma, io non potevo chiedere di più, è il sogno di ogni bambino quando si inizia a giocare, di arrivare a vincere trofei importanti in una società. Io ho avuto la possibilità di farlo sempre con la stessa maglia, sono cresciuto con l'esempio delle bandiere calcistiche come Maldini, Baresi, perché sono milanista e quindi qualcuno ha apprezzato, tanti invece no, però no, insomma, e ho avuto la fortuna di fare lo stesso percorso. Sono arrivato qua che ero un ragazzino, lo sono ancora adesso un pochetto, però no, dai, sono stati anni indimenticabili e è una terra che mi ha dato tanto. Io ho cercato di contraccambiare tutto l'affetto e l'amore che mi viene dato e cercherò comunque di continuare a farlo dietro la scrivania, perché dal 1° di luglio inizierà un nuovo percorso con la Dinamo. Sono molto carico, porterò energie nuove, idee nuove, sarà sfizioso e stimolante, insomma, iniziare questo percorso.
Jack, prima della foto di rito, e poi chiameremo anche appunto il delegato allo sport di Castelsardo che ci ospita in questa serata, c'è una domanda, secondo me ti vedo sempre un po' emozionato quando affronti certi temi. Hai già un po' staccato dalla testa da giocatore o ancora no? Ma ancora no, non è facile, sai, ti ripeto, quando io ho iniziato che avevo 8 anni a giocare a pallacanestro, sono passati 30 anni, quindi sai, quando per 30 anni fai il gioco, lo sport più bello del mondo, poi smettere da un giorno con l'altro non è facile, però pian piano mi devo mettere in testa che ormai la pacchia è finita, adesso inizia il bello e quindi dai, no, sono contento e sono tranquillo di testa. Cosa importante, sai che spesso alcuni giocatori mentalmente è uno step difficile da superare, io sono tranquillo, mi mancherà sicuramente lo spogliatoio, che quello lo dicono in tanti, ma è proprio vero, lo spogliatoio è qualcosa che di unico, è un mondo a sé e quello mi mancherà sicuramente. Bene, chiamiamo Salvatore. Metti in mezzo. Facciamo un passo avanti per la foto. Metti in mezzo. Vabbè. Sì, anche tu sembri un po' basso, scusa, mica solo a me questa fortuna. Vorrei avvisare tutti i premiati, chi è diversamente alto come me venga dal mio lato, però il coach è informissima, quindi mi fa sfigurare comunque. Ecco, salutiamo i premiati, li facciamo risedere, ma non è finito il momento Dinamo perché abbiamo 2 contributi video anche, quindi grazie a Jack De Vecchi. Grazie a voi. Grazie a Coach Restivo. Salvatore, tu cosa fai? Resti con noi? Come vuoi. Attenzione, eccolo qua. Avete visto? L'ha rotto lui, sindaco. Questo lo addebitiamo al comune. La fortuna del plexiglass è che non si rompe. Esatto, infatti l'abbiamo scelto per quello. Allora, dicevamo, abbiamo altri 2 contributi video prima di passare al Cagliari in casa Dinamo, perché i premi in Dinamo erano davvero tanti. Ci sono 2 contributi video, uno di Ousmane Diop che ha vinto il premio centro della Dinamo Sassari, che ha vinto il premio di rivelazione dell'anno per noi appunto in campo cestistico, e poi quello di Deborah Carangelo, leader della Dinamo Woman, appunto di Coach Restivo, che ha vinto proprio il premio leader, perché siamo molto fantasiosi, e quindi andiamo a vedere i 2 video. Ciao a tutti, mi dispiace non essere lì con voi a ritirare il premio che mi ha assegnato i ragazzi del 131 e volevo ringraziarvi e ringraziare anche i miei compagni di squadra che abbiamo fatto una grande stagione e sono stati veramente fondamentali i miei compagni. È stato una stagione molto lunga e molto bella e avere questo premio singolo alla fine mi rende orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto anche grazie ai miei compagni. Ciao a tutti, grazie. Ovviamente era Ousmane Diop, ma insomma, giusto per... Non era Carangelo. No, adesso. Ciao, sono Deborah Carangelo, mi dispiace non essere lì con voi, ma come sapete sono via con la nazionale del 3x3 e vi volevo ringraziare per il premio e di che sono tanto felice della stagione conclusa e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per la prossima. E inoltre ci tenevo a ringraziare i ragazzi di 121 per l'attenzione dedicata ai Dinamo. Ciao, a presto. Deborah Carangelo, play appunto della Dinamo Woman. Ringraziamo Andrea Olmeo, che è uno dei grandi... il nostro Dinamo Woman. Esatto, il nostro Dinamo Woman, non lo vedo da qualche parte, in tutta la sua bellezza starà sicuramente rifulgendo da qualche parte. Ci spostiamo da Sassari a Cagliari, dalla palla a spicchi alla palla da calcio. Momento Cagliari calcio, perché appunto se la stagione della Dinamo è stata sicuramente soddisfacente, lo è stata anche quella del Cagliari calcio, a partire dalla prima squadra con la promozione in Serie A attraverso la vittoria nella finale playoff contro il Bari, con Claudio Ranieri in panchina. Una storia nella storia, potremmo dire, per quanto riguarda il club rossoblu. Prima di far salire i rappresentanti abbiamo il video saluto del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, quindi andiamo a sentire prima le parole di Giulini. Un caro saluto alla redazione del 131.
ci seguite sempre con grande competenza, con professionalità e direi con discreta obiettività. Oggi lì da voi ci sono Mister Mereo con Zala e Carboni, e quello che noi apprezziamo tanto davvero da voi, perché credo siete quasi l'unici come seguite sempre il nostro settore giovanile, la nostra primavera, con grande accuratezza, questo ci permette di dare sempre visibilità anche a tutti i nostri giovani e ai nostri progetti attorno al settore giovanile e accanto nella società. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ecco, ringraziamo il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che ci ha voluto omaggiare di questo video, non è stato possibile averlo qui. Ranieri ce lo gustiamo dopo perché è lungo. Ce lo gustiamo dopo, è molto complicato, quindi chiamo sul palco mister Bernardo Mereu insieme a Michele Carboni e Francesco Zallu che sono seduti da quella parte. Una comunicazione di servizio per Francesco Zallu, l'hanno osservato i ragazzi del rugby, vorrebbero tesserarlo. Assolutamente per la sì. Mister, benvenuto. Michele Carboni, Francesco Zallu, allora, tutti belli sistemati. Allora, intanto iniziamo subito da mister Mereu, sindaco, si preappari perché quello deve premiare il mister. Deve dare il sindaco. Lo faccio premiare a lui. Ubi Maior, assolutamente. Perché mister Mereu, se non lo sapete, insomma, qui a Casterzardo è una leggenda assoluta per quanto ho fatto in panchina. Vi dico solo che noi avevamo preparato il tour del castello che qualcuno ha anche fatto, ma come è arrivato Mereu si è fatto il tour di Bernardo Mereu perché tutti volevano salutarlo. Esatto, hanno aperto anche nuove ali del castello per aprire a mister Mereu. Allora mister, l'anno scorso lei era invitato, poi c'è stato un problema, non è potuto venire, quest'anno ha recuperato. Lo diceva il presidente Giulini, il grande lavoro nel settore giovanile, lei è responsabile di fatto delle Academy, quindi di tutto il settore giovanile. Oggi premiamo Michele Carboni come MVP primavera, Francesco Zallu ambasciatore di Castelsardo, poi dopo dovrete tornare sul palco a premiare, quindi preparati anche tu. Però insomma la salvezza della squadra primavera, i successi anche delle altre formazioni, magari non si è raggiunto il livello dell'anno scorso con la semifinale scudetto, però comunque è stata una buona annata. Ma è stato sicuramente un percorso un po' più difficile rispetto a quello dell'anno scorso, ma era una squadra anche molto più giovane e il successo proprio è stato quello di essere riusciti comunque l'anno scorso a mandare 3 nostri giocatori che sono stati poi determinanti anche nella promozione del Cagliari dalla B alla A, quindi questo credo che sia poi il successo più importante. Loro hanno fatto molto bene e sono riusciti comunque a salvarsi con grande merito, hanno avuto ancora l'opportunità di mettere in mostra tantissimi altri giocatori importanti, tra i quali questi ragazzi che sono qui con noi sul palco. E tutto il settore giovanile ha lavorato molto bene, ottenendo comunque dei risultati un po' inferiori rispetto a quelli dell'anno scorso, ma sicuramente ugualmente molto positivi. Ecco, è cambiato anche un po' il ciclo dell'età, quindi l'anno prossimo, magari ripartendo sempre da Pisacane, da quello che era il gruppo in primavera, magari si potrà vedere qualcosa di in linea, no? Con quelle che sono state le ultime stagioni del Cagliari. Ma noi lavoriamo molto sul settore giovanile, il Presidente ci crede, e ha sempre investito in maniera importante sull'attività giovanile, e quindi a partire proprio da tutte le Academy che abbiamo su tutto il territorio regionale, poi proseguendo con l'attività di base e tutte le categorie agonistiche dalla 13 alla 18 e poi la primavera che segue chiaramente un percorso un po' diverso, sono seguite tutte con grandissima attenzione dagli allenatori, con grandissima attenzione da tutti gli addetti ai lavori e devo dire con grande attenzione anche dal Presidente che tiene molto proprio a tutto quello che succede oltre la prima squadra. L'ho anche detto nel messaggio. Roby, a te No, con i giovani. Sono molto contento di avere ovviamente Michele. Anche io di avere Francesco vicino perché è più alto. Esatto, almeno c'è un però facciamo una bella figura insieme io e Zallu, l'articolo I, come sempre. Sapete quanto amiamo il calcio giovanile, ci siamo fatti anche qualche trasferta folle pur di andare a seguire il calcio giovanile. Sono molto contento per Michele, l'anno scorso ha vinto Jacopo De Sogus questo premio, comunque sia, credo che il Cagliari a livello di territorio stia facendo qualcosa di molto importante per provare a valorizzare i vari giocatori che ha l'isola, e non è scontato, non è un lavoro che è sempre stato fatto negli anni. Vi chiedo, parto ovviamente da Michele, visto che è il premiato di quest'anno. Miki, la stagione forse della consacrazione a livello di esperienza, perché hai capito cosa vuol dire anche essere uno dei leader di una squadra primavera. Sì, diciamo che non è andata come magari ci aspettavamo, però alla fine ce la siamo cavata bene, siamo riusciti a salvarci
con tante difficoltà, con un cambio del mister durante l'anno. E niente, sì, mi è servita l'esperienza, diciamo, essendo uno dei più grandi, diciamo, insieme al 2003, a diciamo, trascinare un po' il gruppo, aiutare soprattutto i più piccoli, i nuovi arrivati. E niente, sono contento che sia andata bene, che siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo e niente, speriamo il prossimo anno di far meglio. Il prossimo anno far meglio, magari il prossimo anno anche un'esperienza dei grandi, Fra. Sì, questo è stato il mio ultimo anno, comunque in primavera. Adesso vediamo, spero di rimanere a Cagliari, perché comunque Cagliari è Cagliari, anche perché comunque sono sardo. Però se non dovesse essere così, io sono pronto a una nuova esperienza e niente. Sono allenati con Ranieri questi due ragazzi comunque, cioè, giusto per mister, perché poi tra le nuove esperienze, lui che è di Castelsardo, chi rimarrà a Castelsardo, diciamolo che dopo farai un'experience, accompagnerai tutti gli invitati in giro per il borgo, vero? Signor Sindaco, venga sul palco, così consegniamo il premio a mister Mereu, facciamo la foto. Stringiamoci davanti. Facciamo la foto qua tutti insieme. Grazie ragazzi. davvero, mister. Grazie davvero. Grazie Michele. Grazie Francesco. Tu resta in zona che dopo ti richiamiamo appunto in quanto ambasciatore di Castelsardo. Dicevamo prima, prego, mister, sedetevi comodi perché adesso arriva il video di Ranieri, ve lo diciamo, lo saluto di mister Ranieri. Chiaramente dopo la promozione ci tenevamo ad avere un saluto, quindi prego la regia, come dicono quelli toghi. Agli amici di 131, grazie di tutto, siete stati magnifici, vi auguro a tutti buone vacanze. Conciso, così proprio. Sai qual è la cosa cosa più bella di questo video? Che Ranieri è l'unica persona al mondo che può mettere una giacca azzurrina su una camicia si azzurrina. può rimettere, Marcello, solo il video, cioè la foto, il fermo immagine. Cioè, ragazzi, vi sfido a mettere questa giacca con questa camicia. Spegnete i fari. Se ce la facciamo. Agli amici di 131, grazie di tutto, siete stati magnifici, vi auguro a tutti Non buone lo sentiamo vacanze. perché giustamente era se qualcuno si fosse perso qualche concetto. Comunque insomma, Vabbè. tono su tono celeste solo mister Ranieri. Dov'è mister Ranieri? Bisogna dire che mister Ranieri si può permettere cose che tutti gli altri probabilmente noi comuni mortali non possiamo permetterci, infatti. Esatto, ha ragione mister, ha perfettamente ragione. Va bene. Restiamo nel calcio, caro il mio Roberto, e passiamo alla Serie C, perché quest'anno la Serie C, come ben sappiamo, ben sapete, ha vissuto di nuovo l'esperienza di avere due squadre sarde nello stesso giro, nel girone B, ovvero l'Olbia, allenata lo scorso anno da Roberto Chiuzzi, di Alessandro Marino, il patron, e la Torres, ovviamente promossa dalla Serie D, col ripescaggio, insomma un'estate caldissima la scorsa, si spera che questa sia un po' serena. un po' Questa è meno un'estate calda, serena, almeno dal punto di vista di quelle che sono le vicende societarie e tutto, perché insomma siamo molto ottimisti. 4 premi in Serie C, manca purtroppo, per avuto dei problemi familiari, Daniele Ragazzu, attaccante dell'Olbia, che ha vinto il premio di top over della Serie C, quindi miglior giocatore over della Serie C, ma abbiamo un video di ringraziamento, di saluto, insomma, di Daniele. Ciao a tutti, mi spiace non poter essere lì con questa sera per ritirare il premio, ma sono dovuto restare a Cagliari per impegni familiari. Ci tengo comunque a condividere questo riconoscimento con la mia famiglia, i compagni di squadra, i dirigenti e anche i miei agenti, perché il giocatore può raggiungere certi obiettivi solo se circondato da un ambiente di vita, serenità e tranquillità. Ciao a tutti. Ecco, ringraziamo Daniele Ragazzu. Non vedo Filippo Pirisi, il suo agente, dov'è? Il suo procuratore, che dovrà ritirare il primo. Oh, stai lì, te lo diamo dopo. Lo diamo dopo? Come vuoi. Vabbè, Lui è protagonista, vorrebbe salire. Vabbè, glielo diamo dopo. Vabbè, per la foto, ti facciamo salire per la foto, dai, così.
Facciamo noi, esattamente, casa nostra, quindi signor Sindaco, per oggi e poi domani sicuramente, da stasera dalle 22 di nuovo sua. Top over, abbiamo detto, dei ragazzi, top under. Chi è top under? Riccardo Pinna della Torres, che è qui e lo chiamiamo sul palco, ovviamente. Difensore centrale della Torres, una delle... ormai non fa neanche più a chiamarlo speranza della Torres. È una certezza, è una certezza di questa squadra, il buon Ricky. È diventato una certezza dopo gli anni della Serie D. Una crescita pazzesca per lui. Hai giocato più al primo anno in C che all'ultimo in D, un qualcosa di forse anche inaspettato, una stagione lunga, difficile, comunque importante, è arrivata con la salvezza. Ricky, che dire, non lo so, un commento sulla stagione quasi superfluo perché la tua è positiva. Guarda, è stata comunque una stagione difficile, comunque il primo anno tra i professionisti, però diciamo che mi sono fatto sempre trovare pronto, alla fine ho sfruttato l'occasione e ho dato il meglio di me. E quindi sono contento anche di questo primo, infatti vi ringrazio tanto. Hai detto il meglio di te, non è finita, perché non è che No. basta un anno, ora bisognerà confermarsi che è il difficile. Bisogna sempre migliorare, quindi. Assolutamente. Facciamo la fotina? Sì, stavo guardando cosa sta succedendo. No, ma nella sala. Matteo Cardia, tutto a posto? Più o meno? Cosa sta succedendo? Vabbè. Andiamo avanti, ci piace così. Grazie anche a... Matteo Cardia ha anche l'adrenalina, quindi in Ha caso... un po' l'adrenalina, esatto, anche l'adrenalina. Restiamo in casa Torres anche per il premio di miglior allenatore che è Alfonso Greco. Viene a ritirarlo Lello Mela, non so se è pronto. Lello? Non è pronto. Però andiamo avanti col direttore Vabbè, andiamo sportivo. avanti col direttore sportivo, poi quando c'è gli diamo il premio di Greco. Miglior direttore sportivo della Serie C, ha fatto un upgrade dell'anno scorso, ha vinto il miglior direttore sportivo della Serie D, quest'anno il direttore sportivo Pensa della Serie quanti pochi C. direttori sportivi Pensa abbiamo l'anno in prossimo Sanremo. Serie B, per forza ci deve essere questo upgrade. Guarda, è già pronto, guarda come È un non uomo che vedeva conosce, allora. è un uomo che conosce Andrea le nostre Colombino, battute. direttore sportivo della Torres. Ben trovato, direttore. Che dire? Abbiamo detto tutto, beh, insomma. Vuoi vivere un'estate serena e pacata per costruire questa nuova squadra, però partiamo dal... Perché ve ne state andando verso i premi? Venite più. Perché un po' lui più vuole al prenderseli centro. tutti. È stato un anno comunque particolare, non è stato facile costruire una squadra da salvezza in qualche settimana, alla fine siete riusciti nell'obiettivo. No, non è stato facile perché non sapevamo quale categoria poi saremmo andati ad affrontare, quindi è andata bene, abbiamo fatto la Serie C con 15 esordienti, abbiamo lanciato dei giovani insomma, che si sono fatti trovare pronti, quindi siamo soddisfatti e adesso cercheremo di migliorare. Mi piace la... Così, ma è giusto, perché lui l'anno prossimo vuole direttore sportivo Serie B, capito? Il suo obiettivo è quello. Ma siete pronti? Siamo pronti, stiamo lavorando e niente, cercheremo, ripeto, di alzare l'asticella, di intervenire dove riteniamo opportuno intervenire e niente. E niente, va bene, ci piace così. Momento foto col direttore. Grazie, Aspetta che c'è anche direttore. Laura, aspetta che c'è anche Laura. C'è anche Laura, facciamo le foto anche per i social. Scusa, ci mancherebbe. Grazie al direttore sportivo della Torres, Andrea Colombino. Andiamo da Pirisi, dai, andiamo da Pirisi che vuole ritirare il premio. Dai. Pirisi, vieni sul palco a prendere il premio di ragazzo, così facciamo la foto anche con te. Tra l'altro ti sei messo anche la cravatta con una camicia rosa meravigliosa. Mi sembrerebbe un delitto non fare una foto. Lui è in fuga in questo momento, nonostante questa sua tenuta. Cioè, bisogna farti entrare in diretta, però non dare le spalle alla telecamera. Allora, caro il mio Pirisi, mentre facciamo la foto... Sembriamo bellini. Siamo belli. Sei il direttore sportivo con più premiati di quest'anno, Direttore forse anche sportivo. scusami, il procuratore con più premiati di quest'anno, forse anche dell'anno scorso, non lo so, comunque qualcosa di positivo per i tuoi ragazzi. Questa era una mossa, uno parla. Buonasera a tutti innanzitutto. No, vabbè, per me è semplicemente un orgoglio poter rappresentare loro. Non potevano avere una carriera perfetta, quindi un problema dovevano averlo e quello ero chiaramente io. Esatto, esattamente. Quindi per me è soltanto che un privilegio e un orgoglio.
Non ho mai ricevuto un premio come top over di Serie C, quindi vi ringrazio. Esatto. Ovviamente vi porto i saluti di Daniele, come ha fatto anche lui. Purtroppo ha avuto un problema a casa, quindi non è riuscito a venire, ma ci teneva insomma a condividere il premio anche con i compagni di squadra, ovviamente con la dirigenza dell'Olbia. Grazie. Grazie. Grazie a Filippo Pirisi. Restiamo ancora al calcio prima di spostarci al basket. Serie D, perché insomma sapete, chi ci segue sa bene un po' quelli che sono gli argomenti che segue 131, quindi Serie B/A, adesso a questo punto col Cagliari, Serie C Olbiatore, Serie D. Anche quest'anno purtroppo abbiamo perso una squadra, ovvero l'Ilva Maddalena, tra l'altro nel modo peggiore possibile, cioè in un derby di play-out fratricida con l'Atletico Uri, due società amiche. Insomma, davvero è stato un peccato aver perso una squadra, ma ne abbiamo recuperato due, ovvero il Latte Dolce e il Budoni. È arrivato Lello? Lello, lo vieni a prendere il premio? Così poi ti liberiamo, dai, perché se no, scusate, apriamo la parentesi di nuovo sulla Serie C al volo, con un altro ambasciatore di Castelsardo. Esatto, no, Lello Mela credo che sia un applauso il sindaco non ufficiale di un Castelsardo. applauso a Lello Mela. Possiamo dirlo, è anche grazie a lui se siamo qua, oltre a Salvatore Carboni, insomma, che hanno fatto di tutto per farci essere qui. Lello, tolgo il premio. Per il mister? E per te lo facciamo l'anno prossimo. Grande. Fatela andare, è un uomo di poche parole, Lello, perché è tutto succo, come si suol dire, un uomo pratico. Tutta polpa, esatto. Diciamo Serie D, Roby, abbiamo recuperato due squadre con la retrocessione dell'Ilva Maddalena, abbiamo preparato dei premi alle società, dei riconoscimenti alle società che esulano da quella che poi sarà la top Serie D, che è il clou della seconda parte di questi Oscar. Non so se regge il palco per tutti quelli della D che dovremmo chiamare. Non lo so, vedremo. Ma è pietra, quindi penso proprio di sì. Quindi diciamo dei riconoscimenti ai club per i vari motivi appunto di questa stagione. Francesco Zallu sul palco, in quanto ambasciatore di Castelsardo. Ho già capito che premio devo prendere. Bravo, inizia a prendere i premi della Serie D. Lo facciamo perché è bello, Francesco, perché poi è prestante, capito? Perché poi nelle foto... Beh, ragazzi, cioè, questo è uno dei migliori fiori che ha parcheggiato Castelsardo. Sui social magari qualche visualizzazione in più la facciamo. Allora, primo premio. Vediamo se è lo stesso che ho pensato. No, era, vabbè, un primo premio, va bene uguale, tanto. Per la Costa Orientale Sarda, nuovo progetto di quest'anno con territorio Sarrabus e Ogliastra, davvero un progetto molto molto ambizioso, ha preso il titolo del Muravera, per capirci, degli anni scorsi, e ha appunto sviluppato un nuovo progetto molto molto ambizioso. Primo anno è arrivata la salvezza, l'anno prossimo chissà che cosa succederà. Chiamerei sul palco mister Francesco Loi, che non vedo, eccolo là. Ecco mister Francesco Loi, artefice principale di questo progetto. Arteficiere. Va detto. Mister, eccoci qua, premio startup. Attenzione, premio startup, anche il titolo è importante, perché chiaramente mister, primo anno, tante difficoltà, lo abbiamo detto anche nell'intervista di fine stagione, però tante soddisfazioni. Sì, tante soddisfazioni soprattutto per il progetto, perché per quanto riguarda la nostra zona è abbastanza innovativo, tende a riunire un po' tutto il territorio e a cercare di far sì che il calcio anche a livelli importanti possa toccare anche i piccoli centri e soprattutto faccia conoscere anche non solo i campi sportivi, ma quelle che sono le bellezze, le tradizioni e le culture dei vari territori della Sardegna, che sono tutti bellissimi, ma spesso e volentieri poco conosciuti sia dai sardi stessi che da chi arriva dal continente. Quindi il calcio è un vettore di promozione fondamentale, molto importante, e tutti noi che siamo qua, che facciamo parte di questo mondo, cerchiamo di valorizzarlo per quelle che sono le sue caratteristiche migliori.
quindi la valorizzazione dei giovani, dei territori e soprattutto dei nostri principi che spesso e volentieri siamo i primi a declassare, invece dobbiamo tenerli belli stretti perché comunque i principi di noi sardi sono importanti in Italia e possono essere dei riferimenti importanti anche in Europa. Mister, io voglio già ufficializzare la prossima stagione, obiettivo salvezza. Obiettivo salvezza tutta la vita, perché la qualità più importante di chi fa sport deve essere l'umiltà e quindi l'essere presuntuosi sicuramente non ripaga. Poi è ovvio che chi fa agonismo per indole è portato a volersi sempre migliorare, bisogna migliorarsi a 360 gradi, ma nel calcio poi quello che conta sono i risultati e il campo dice sempre la verità, quindi quando si raggiungono i risultati sportivi si è lavorato bene in tutto il resto, in tutti gli altri settori. Grazie a mister Francesco Loi, facciamo la foto. Guardateli al centro. Grazie. Grazie. Dove sei andato? Tu devi rimanere per tutti i premi della Serie D, cosa credi? Ci oh. vediamo dopo, mister. Tra l'altro il mister, il suo principio è quello dell'umiltà, il mio dell'umidità in questo momento. Esatto. Bene, umidità tanta, tanto caldo. Non so se vi hanno dato, se avete sete, insomma, cercate un minimo di capire come fare. Fai vedere. Andiamo in Gallura, mi sa. Benissimo. Allora andiamo in Gallura, andiamo ad Arzachena, secondo anno di fila nei playoff per il club bianco-verde. Ritira il premio il responsabile dell'area tecnica Antonello Zucchi, che non vedo. Eccolo là, un applauso anche per il direttore Zucchi. Invertiamo la grafica, regia, c'è stato un errore, quindi questo è esatto, benissimo, così ci siamo. Francesco consegna il premio conferma, perché effettivamente conferma, perché vi siete confermati nella zona playoff, quindi non è che c'era molto da dire. Direttore, che stagione è stata? Su, in 2 parole. Stagione travagliata. Io non voglio parlare di vittoria del campionato. Non vuoi parlare di vittoria del campionato? Mi associo al mister Lui, parlerò d'ora in poi anch'io di salvezza. Ormai. Stagione alla fine importante, comunque si è ottenuto un risultato positivo per il progetto, il programma che doveva essere, che era quello di puntare, come più volte detto, alla vittoria del campionato. Quindi ci riconfermiamo per il secondo anno con i playoff e quindi è stata una stagione importante. Io però la domanda sul futuro gliela faccio, perché siamo lì, lo sa che poi io sono fastidioso, se no se faccio il bravo tutta la... Infatti direttore, la prima gliel'ho fatta io. La prima cosa sarà dell'Arzachena? Arzachena, proprio stamattina io ho chiesto, perché comunque è giusto, sapevano di questo evento, quindi ho chiesto per cercare di capire, perché è giusto anche informare la gente e capire, e proprio stamattina mi è stato detto che il gruppo, quindi la proprietà uscente, è addirittura d'arrivo alla conclusione di un nuovo, passatemi il termine, acquirente, comunque la società sta passando di mano e quindi mi ha dato fiducia. Questa, voglio dire, è stata una bella notizia, perché effettivamente finire con tanto entusiasmo e poi la notizia del disimpegno è stata, voglio dire, non per me personalmente, nel senso che cosa poteva succedere per Arzachena, perché certo, si è fatto tanto, si è costruito tanto dal settore giovanile, e quindi insomma pensare di perderlo era preoccupante. Però stamattina è stata una telefonata positiva, ecco. E questa è una notizia da dare, assolutamente. Foto, stringiamoci, andiamo più avanti. Quanta bellezza in un'unica foto, ragazzi. Il 90% è di Zallu, l'ho già detto. L'abbiamo chiamato solo per quello. Ci vediamo dopo. Chiudiamo. Non è vero, sono altri 2 premi della Serie D, quindi oltre a questo. Chiudiamo con le squadre che hanno disputato in Serie D, hanno giocato in Serie D in questa stagione, con il premio Cantera, e quindi è anche bello che un giovane come Francesco consegni questo premio all'Atletico Uri. Dov'è Gavino? Gavino Satta. Dov'è? Eccolo qua. Dirigente dell'Atletico Uri, ciao Gavino. Ben trovato, comoda. Di nuovo Zallu vicino, vabbè. A turno bisogna fare. Così.
Sarebbe piaciuto avere anche Mister Papa, ma insomma aveva altri impegni pregressi, però ci fa molto piacere avere anche te, caro Gavino, anche perché ci rivedremo anche dopo, come ben sai, nella Top Serie D. Premio, motivazione del premio si chiama Cantera, quindi perché settore giovanile avete lanciato, ce l'avevo anche scritto, non mi ricordo quanti, 3 o 4, 2005, un 2006, insomma siete arrivati terzi nella classifica giovani di valore per quanto riguarda il girone G della Serie D, appunto quello delle sarde. Insomma, Mister Papa nell'intervista post, cioè quella appunto post partita nella finale play-out, ha detto eravamo una barca a remi in un mare di qual è questo rumore? Cosa cazzo succede? Occhio che lui è molto professore, poi vi sgrida. Tuo figlio, Matteo, giusto? Matteo, vieni da babbo. Vieni. Un applauso anche a Matteo. Piano. Meno male. Siamo salvi. Matteo, prendi il premio, perché Cantera... Abbiamo riunito una famiglia. Più Cantera di lui, Gavino, insomma. Però davvero, al di là di tutto, Luri che ha puntato sui giovani per uscire fuori da una situazione difficile come era obiettivamente il girone G di quest'anno. Grazie. Buonasera a tutti. Vi porto i saluti del Presidente Giampiero Piro, che anche lui per impegni non derogabili non ne può essere presente. Sì, per noi è una grande soddisfazione sicuramente confermarci per secondo anno consecutivo da nuovi in questo straordinario campionato, ci riempie d'orgoglio. È una spinta sicuramente ancora molto più importante perché vogliamo continuare su questa linea, perché è la linea di queste società come le nostre che dobbiamo, insomma, siamo ancora alle scuole superiori, all'università ci sono tutte le altre, noi dobbiamo fare esperienza e cercare di crescere con i giovani e soprattutto anche quest'anno penso che avremo tante soddisfazioni perché abbiamo raccolto nel bacino della nostra isola tanti ragazzi davvero di belle speranze, dove c'è una grande fiducia e con grande motivazione. Va anche detto che gli anni delle superiori sono i più belli, quindi comunque sia godeteveli in qualche modo. Grazie. Matteo, vuoi dire qualcosa? Facciamo la foto, dai, anche con Matteo. Dai. La canzone dell'Atletico, la vuoi cantare, Matteo? No, si vergogna. Almeno per la foto, Matteo, dai, girati. Grazie a Gavino e Matteo Satta. Possiamo liberare anche il buon Zallo. Dai. Grazie Francesco per esserti prestato a questa scenetta. E andiamo a chiudere appunto il cartello della Serie D con le due squadre neopromosse, ovvero Latte Dolce e Budoni. Iniziamo ovviamente da Latte Dolce. Marco Russo, dove sei? Vieni. Insieme a tutta anche la dirigenza, ovviamente ci sono anche i dirigenti del Latte Dolce. Chi è presente? Assolutamente sì. Latte Dolce dopo solo un anno, un applauso. Un po' come il Cagliari, no? Che ha fatto un anno di purgatorio in Serie B, beh, anche il Latte Dolce, caro Marco, ha fatto un anno di purgatorio in eccellenza, però subito siete risaliti in una stagione difficile perché davvero il livello era molto alto. Sì, era molto alto, c'è stato sempre un testa a testa comunque col Budoni fino all'ultima gara, però alla fine l'obiettivo era quello di vincere da primi, ci siamo riusciti facendo comunque, cioè essendo il miglior attacco e seconda miglior difesa, totalizzando 87 punti e va bene così. Ringrazio tutti ovviamente per questo premio a nome della squadra, società e staff e basta. Ma soprattutto una rivincita personale, possiamo dirlo, perché comunque sia per un giocatore di fascia, di spinta, poi ormai ti sei abituato a fare anche altri ruoli, però in generale non è facile, no? Trovare un ruolo quando non si è più fuori quota in Serie D. Hai accettato il progetto Latte Dolce, dove comunque sei di casa, centrare subito una vittoria è comunque una rivincita personale. Assolutamente sì, è una rivincita personale. Sono stato fuori, sono stato 2 anni a Carbonia dove sono stato bene, meno bene. Ho deciso di rientrare a Sassari, diciamo, dove sono nato, dove sono cresciuto. È andata molto bene con questa vittoria del campionato e sono molto contento e ringrazio tutti. Grazie Marco, tra l'altro guardate come il cappello di Marco, beato lui, glielo invidiamo tutti. Foto. E grazie davvero a Latte Dolce, anche al presidente Roberto Fresu che non è potuto essere qui per qualche piccolo problema fisico, quindi gli mandiamo L'anno prossimo ci facciamo anche noi i capelli come Marco Russo. Sì, se ce li presta, sì, lo possiamo fare anche
anche noi tranquillamente. Chiudiamo il quadro della Serie D col Budoni? Chiudiamolo, giusto? chiudiamo. Adesso non vedo più ormai con queste luci, però se ci sono i Dove dirigenti, sono i del, dirigenti Budoni, del Budoni? Alzate una mano, avvicinatevi prego. qua per la promozione. Presidente Fois, venga. Un applauso anche al Budoni, dai. C'è già caldo, Presidente, è per quello che... Tra l'altro il Budoni che esatto, praticamente è spiegare... salita in Serie D vincendo i playoff con l'Ellera settimana scorsa, domenica contro la squadra Umbra. I premi erano già in realizzazione, stampati, quindi ora c'è questo riconoscimento, Però ve lo porteremo durante la stagione. Lo porteremo più avanti. Che stagione è stata però, Presidente? Molto lunga, molto lunga. Così, molto lunga, finito. No, tra l'altro una stagione dove il Budoni, al di là della vittoria anche dei playoff, siete andati avanti in Coppa Italia, comunque sia ricca anche di successi. Abbiamo vinto la Coppa Italia, poi siamo usciti subito dalla Coppa Italia con la nazionale, col Formia, e poi abbiamo perso il campionato con la Tedolce. Però vi siete rifatti vincendo questi Brucia playoff. ancora. Io penso che però più il discorso sia la felicità di essere tornati in Serie D, che era un po' la categoria del Budoni. Era l'obiettivo nostro quest'anno, sì. Dopo averla ripresa in 18 mesi siamo riusciti a risalire in Serie D. L'anno prossimo che Budoni ci aspettiamo a ritorno in D? La salvezza. È il leitmotiv di oggi. La categoria. Tra l'altro avevano un attaccante che segna poco, il Budoni. Peppe Meroni che sta diventando Peppe allenatore, Meroni. oggi sta facendo gli esami, ci ha detto, quindi non sarà qui con noi per quello, però Peppe, una certezza del calcio sardo. Allenatore. Va bene, foto anche con il Presidente Fois per il Budoni. Grazie mille, Presidente. Grazie, Presidente. E complimenti. Bene. Abbiamo detto... momento calcio, passami con la bottiglia d'acqua, ti prego, perché la sto desiderando da mezz'ora. Abbiate Adesso pazienza. dove mi porti? Di nuovo al basket? Ti porto al basket, sì, assolutamente. Prego già coach Federico Manca di raggiungere il palco, che si è già messo in pole. Coach dell'Esperia Olimpia Cagliari, un applauso. Eccoci con il premio per le coach. È stata una stagione sicuramente combattuta, vissuta, però piena di soddisfazioni. Sì, è stata una stagione bellissima perché siamo partiti con l'obiettivo di ricreare un po' di entusiasmo, di fare bella figura in un campionato nazionale che mancava da tanti anni in città, e siamo riusciti poi a ottenere la promozione, quindi meglio di così non poteva andare. La domanda è proprio quella, cioè Cagliari, è vero c'è stato il progetto Dinamo che poi non è andato bene, però c'è tanta fame di Pallaspicchi al di là del percorso comunque alla femminile, poi premieremo anche le squadre appunto relative al basket femminile, però a livello maschile c'era tanta fame appunto per la città. Sì, assolutamente, ce ne siamo accorti, il palazzetto era pieno, mezz'ora prima della partita era già pieno, era il nostro obiettivo, riuscire a ricreare l'entusiasmo, è andata meglio del previsto a questo punto e ora bisogna continuare a crescere. Continuare a crescere anche perché l'anno prossimo B interregionale, giusto? Questo nome che non piace per niente a Nando Mura, adesso glielo chiederemo di persona, però vuol dire di nuovo insomma fare un altro step in avanti appunto per una piazza come Cagliari che ha tanta fame a livello cestistico, come si diceva prima. Sì, c'è tanta fame, l'ha dimostrato la città quest'anno seguendoci tantissimo. Colgo anche l'occasione appunto per ringraziare voi che ci avete seguito tanto, ci avete dato tanta visibilità e non è scontato per una categoria comunque come la nostra, era un po' troppo sopita anche la passione per il basket. Speriamo di essere riusciti a riaccendere una fiammella per la città e di continuare a crescere. Noi ci crediamo tanto, coach, questo è sicuro. Foto con Federico Manca. Facciamo un passo. Avanti. Grazie mille. Grazie al coach, grazie anche a Gigi Zucca, insomma, della dirigenza, assolutamente, anche perché poi venire da Cagliari fino a qua non è assolutamente facile. Io ho preso Nando Mura, perché lei Nando Mura, prima Nando Mura? Sì, lo voglio premiare adesso. Roberto, come io al decido solito, io la scaletta, lo sai. Sì, è per la felicità del regista, chiaramente, che con le grafiche un po' si incasina la vita, però Nando Mura, signori, cosa aggiungere? Un magister, veramente.
Come Ranieri, Nando. Caro Nando, sono giornalista sportivo, non ha bisogno di presentazioni, ex Unione Sarda, adesso ha fatto la follia di accoglierci nella sua vita. Noi siamo veramente tanto onorati di avere un top player come Nando nella nostra squadra basket, perché appunto poi Coach Manca ha detto grazie a voi che ci seguite, perché con Nando, Matteo Porco, Matteo Cardi, Andrea, insomma, è facile effettivamente raccontare basket, anche perché se aspettate me e Roberto, insomma, probabilmente... Vorrei dire di Nando che è eccezionale, e ho trovato pochissimi giornalisti con la sua esperienza, col suo curriculum, che potevano tranquillamente starsene al Lido di Cagliari a godersi l'estate, abbonamento fisso prima invece che fila. scommettere in un progetto fatto da tanti ragazzi under 40 che si stanno buttando con le loro esperienze e con la loro passione in questo mondo. Nando, io non ho più parole per ringraziarti, perché viene difficile trovare una persona che ti insegna anche solo col suo atteggiamento a fare questo lavoro. Nando che è qua perché appunto ha scritto l'ennesimo libro, Nando, il quinto libro sul basket. Come gli anelli dell'NBA per Nando. Esatto, a canestro dal 1924, il basket sardo racconta, prefazione Meo Sacchetti, insomma Nando, sei nato anche a Torino al Salone del Libro, dici in un minuto insomma cosa troviamo, noi lo sappiamo, però ecco chi è qua, così magari poi lo compra, speriamo. Sì, l'editore Giorgio Ariu, che ringrazio e vi ringrazio, mi ha proposto di fare un libro di storia del basket, ma la storia è noioso leggerla, ma anche faticoso scriverla. Quindi abbiamo cambiato l'ultima vocale, abbiamo fatto un libro di storie in cui racconto 100 anni di pallacanestro attraverso 150 aneddoti. Purtroppo manca il 151esimo, che non abbiamo fatto in tempo a scriverlo. Cioè Ranieri arriva a Cagliari nell'88 e quell'anno la Dinamo dalla B1 sale in A2 e l'Esperia dalla B2 sale in B1. Una coincidenza? No, perché 30 anni dopo Ranieri torna in Sardegna, la Dinamo in quel momento era terzultima e poi è arrivata di fatto terza, e l'Esperia dopo 27 anni è tornata in C1. Ecco, il libro è questo, racconta aneddoti curiosi come il primo memorial di dopoguerra intitolato a un ragazzo morto in guerra che però non era morto, quindi mentre giocavano è comparso all'improvviso, e vi ringrazio, ma io sto bene. Della prima donna arbitro che negli anni '80, una ragazza sarda, va a arbitrare, Valeria, va a arbitrare una partita nella penisola, e un gentiluomo dalla tribuna le butta un fustino di detersivo, come dire, vai a lavare i piatti e levati dai piedi, bellissimo. Poi gli aveva mandato un mazzo di fiori. Racconto, e questa è una cosa che farà piacere a molti allenatori, di quel giocatore che non entrava mai, un giocatore di Serie A2, e quando l'allenatore gli aveva detto di riscaldarsi prima della partita, aveva preso una panchina, l'aveva messa in mezzo al campo, si era seduto, aveva detto mi sto riscaldando a fare 40 minuti di panchina. E poi altre cose più curiose, molti anche addetti ai lavori non sanno che nel basket fino al 1957 si poteva pareggiare, esattamente come nel calcio, quindi racconto quest'ultima partita, ma ci sono anche delle cose più clamorose, come Marisa Sagnia, una cantante sarda che giocava anche a pallacanestro, era talmente brava che veniva convocata in nazionale ed era arrivata seconda a Sanremo un anno in coppia con Ornella Vanoni. Provate a immaginare oggi se ci fosse un atleta, uomo, donna, insomma, che è così bravo nel suo sport da andare in nazionale e così bravo anche da arrivare secondo a Sanremo come cantante. Ecco, questo libro raccoglie queste Saremo storie. restivo se volete serare l'OD per la prossima stagione, magari potrebbe starci. Ecco, il libro è questo, ci sono leggi che riguardano anche la Dinamo. L'anno dello scudetto, una super tifosa con la quale avevo parlato mi aveva detto a Sassari sono impazziti, io conosco mariti che se tornano a casa e trovano la moglie a letto con Jerome Dyson si incazzano, no, fanno la ola, rimangono lì davanti ma si mettono a fare la ola. Ecco, questo è lo spirito di questo libro, che si avvale appunto anche della prefazione di Meo Sacchetti, che ringrazio, e delle caricature di Renato Figari, che è un caricaturista molto famoso a Cagliari, che ha voluto anche lui omaggiare questi 100 anni, perché l'anno prossimo, nel 24, saranno i primi 100 anni, dalle prime partite a Sassari a ottobre del 24, a Cagliari a novembre del 24, e chiudo con l'ultima curiosità, la prima partita di pallacanestro in Sardegna, a Cagliari, l'ha giocata il Cagliari Calcio, che aveva battuto 8-1 i canottieri Cnusa, e per sicurezza... Partitone 8-1, diciamo. Sì, per sicurezza la partita l'aveva arbitrato un tenente dei carabinieri, così erano pronti evidentemente a fermare qualche tentativo di rissa. Grazie a tutti. Facciamo la foto, Nando, dai. Per questo premio e per l'ospitalità che mi date sul vostro sito. Grazie a Nando Mura. Foto. Nando, Foto.
E andiamo avanti, grazie Nando. Chiudiamo il discorso basket con il San Salvatore Selargius, presidente Marco Mura, a 2 femminile, playoff, insomma anche per la squadra di Selargius, per le giallonere, insomma davvero è stata un'annata importante per il basket sardo. Benvenuto presidente, grazie di essere qui, perché davvero venire da Selargius, Cagliari, Tertenia, ma il coach lui, il mister lui lo sappiamo che anche il coach lui comunque. Esatto. Presidente, che annata è stata, insomma? No, e prima che parli presidente, c'è un po' di vociare che arriva dal fondo e sente molto sul palco e ci disturba. A breve finiremo, quindi vi stiamo chiederei un po' di correndo, silenzio. Siamo Grazie. già 20 minuti in anticipo sulla fine della serata, quindi prego. Innanzitutto buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per le attenzioni che riponete sul basket, soprattutto per quello di A2, perché non è che venga seguito più di tanto. La presenza, Matteo Cardia, lo Matteo sfruttiamo, Cardia, certo. che è un nostro ex cestista, infatti ci chiediamo se Molto viene ex. a seguire la partita oppure a fare... Sì, ha rovinato il parquet comunque. No, è stata un'annata, diciamo, bella. Per il terzo anno consecutivo siamo riusciti a raggiungere i playoff. Una piccola realtà che già da 13 anni che fa la 2, ogni anno stiamo cercando di sollevare un po' l'asticella. Siamo contenti, cerchiamo di inserire qualche prospetto sardo, che questa è la cosa diciamo che è più importante per noi. Non lo so, speriamo bene per il futuro, ecco. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie Presidente, foto anche con il Presidente Mura col premio, e il fotografo ci tiene. Sì, me l'ha detto prima. Mi ha avvisato. Grazie Presidente. Allora, torniamo al calcio. Un'altra delle, scusate, io sto schiumando, ma tra questi faretti e la giacca, meno male con la maglietta nera, grazie a Nicola di Nicri che non vedo, eccolo là, lo vedo, grazie Nico della maglietta nera, perché se no sarebbe stato drammatico. Sardi on the road è un'altra delle specificità di 131, noi cerchiamo di seguire le carriere, le vicende, insomma, dei calciatori sardi che giocano fuori dall'isola. Diversi dei giocatori che sono presenti qua sono stati in passato, come direbbero i carabinieri, attenzionati dalla nostra redazione. Penso a Alessandro Aloia, che vedo, Andrea De Montis, che sono seduti a fianco, no? De Montis gioca ancora? Sì, ha giocato anche soprattutto fuori dalla Sardegna, per cui abbiamo deciso di premiare 3 giocatori sardi per questa annata. Uno ovviamente Nicolò Barella, finale di Champions. Esatto, insomma, per ovvi motivi. Gli altri 2 sono Andrea Carboni, ex difensore centrale del Cagliari, compagno di Zallu e Michele Carboni, insomma, negli anni passati. Più di Zallu, vabbè, però ha giocato, immagino, anche con Michele, anche con te ha giocato. Mai, neanche una volta? Vabbè. Perché avete lo stesso cognome, per quello non possiamo portare 2 Carboni, se no in distinta ci incasiniamo la vita. Ha fatto una grande stagione, soprattutto il seconda parte di stagione con la maglia del Venezia, e poi un sardo acquisito come Khalifa Kujabi, centrocampista del Frosinone, cresciuto nel Muravera, esploso l'anno scorso alla Torres in Serie D. Quest'anno la Frosinone ha avuto un'annata veramente complicatissima per questioni di visto, quindi davvero difficile il suo tesseramento. Poi alla fine è arrivato questa benedetta firma da parte del Ministero, è arrivato anche l'esordio in Serie B. Quindi per Andrea Carboni il premio Top Under, per Khalifa Kujabi il premio Coraggio. Abbiamo 2 contributi video, i saluti di Andrea e di Khalifa. Andiamo a sentirli. Ciao ragazzi di 131, come state? Non posso ridare il premio perché come vedete sono in una miniere, sono in Giappone, quindi siamo molto lontani, però ci tengo a ringraziarvi particolarmente per questo premio, un bel riconoscimento, speriamo di vederci comunque presto. Un abbraccio grande, vi seguo sempre. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, mi chiamo Khalifa Kujabi. Vorrei prima scusarmi di non poter esserci oggi perché ho dovuto partire per avere un intervento alla fronte, e vorrei ringraziare il 131 per il lavoro che stanno facendo,
e lo vorrei anche ringraziare per il premio. È una cosa, cioè, diciamo che mi ha colpito veramente, 131, mi avete considerato come un sardo e io sono contento di essere un sardo allora. Sono veramente contento e vi ringrazio molto. Forza 131. I 131, i 131. Tutti. Se ci contiamo più o meno siamo 131. Siamo più o meno 131. Tra l'altro entrambi sarebbero venuti, però come avete visto uno si è sposato, l'altro l'hanno operato, per cui non sono Non so riusciti se a Zallo essere... è d'accordo sulla scelta di Carboni di sposarsi così giovane. Non Zallo, lo so. sei d'accordo Non sulla lo scelta so. di Andrea? No, Non lo so. Zallo dice di no. Non lo so. Allora, andiamo avanti. L'ultima parte prima della top Serie D sono gli altri riconoscimenti per le altre società sportive che hanno, società o atleti, che hanno fatto qualcosa di importante quest'anno. Iniziamo con la Raimond Sassari, pallamano, che, dove andrà Giorgio? Dove? Eccolo là, il DG. Ci avete fatto sognare, direttore, ci avete fatto sognare, perché Ci ha illuso fino alla fine. finale Ci ha illuso scudetto fino contro alla fine. Fasano, grande vittoria in gara 1, poi queste due, gara 2 gara 3, perse di misura. L'anno prossimo? Salvezza. Vedete, si capisce subito, qua si impara subito. No, state già facendo mercato, adesso non iniziamo così. Sì, diciamo che provare a migliorarsi come abbiamo fatto fino ad oggi significa ovviamente portare a casa quel titolo che abbiamo solo potuto sfiorare quest'anno. Ci stiamo muovendo per riprovarci l'anno prossimo con le stesse intenzioni, con la stessa ambizione che ci abbiamo messo in questi anni. Quest'anno è andata così, e purtroppo arrivare ai secondi da un certo punto di vista è bello perché comunque hai fatto qualcosa di importante, però rimane poi il rammarico di non aver compiuto l'opera, ecco. Poi ci devi sempre arrivare a essere secondo. Sì, devi arrivarci. Comunque non è da tutti. Assolutamente. Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto, anche perché se ricordiamo a gennaio eravamo settimi, siamo riusciti poi a arrivare a 5 minuti dallo scudetto, quindi sicuramente da questo punto di vista siamo contenti, però l'anno prossimo all'edizione numero 3 porterà una coppa che Esatto. sia Va coppa... detto un'altra cosa della Raimond, è l'unica squadra quest'anno, forse insieme alla Dinamo, che ha fatto divertire davvero Roberto Pinna quando è andato a vedere la partita, non da giornalista ma da spettatore, diciamo così. Quindi... Garau sta ancora aspettando la carta, ma questo ce lo teniamo tra noi. Foto con Andrea Giorno della Raimond. Andiamo avanti. Grazie mille. Davvero ringraziamo la società sassarese che sta diventando sempre più un pilastro dello sport sardo anche a livello nazionale. Altro pilastro dello sport sardo a livello nazionale è sicuramente l'Ermea Olbia di volley, 10 anni di fila in Serie A2 femminile. Chiamo Michelangelo Anile, il direttore generale, per ritirare il riconoscimento davvero. Eccoci qua, polo d'ordinanza ovviamente. Luigi Cano ha detto che sarà il mio nuovo sport della prossima stagione, il volley a Olbia. Solo quindi se ti porta a lui. Però. Solo se mi porta a lui, ovviamente. Esatto. Michelangelo, insomma è stata una stagione anche per voi bella ricca, bella intensa, poi alla fine siete riusciti a restare, no? Quindi... Obiettivo raggiunto anche quest'anno, quindi la salvezza e la possibilità di fare la pool promozione. La pallavolo femminile ogni anno cambiano come si va su, come si scende. Sono 2 anni che facciamo pool promozione, sono 2 anni che ci qualifichiamo alla Coppa Italia e siamo felicissimi di poter acquisire questo diritto di fare per 10 anni la Serie A, l'unica società sarda che ci è mai riuscita, e siamo contenti, anzi facciamo i complimenti ai maschi di Cagliari e di San Roque che ci hanno raggiunto in Serie A. E niente, stiamo facendo sempre il meglio, cerchiamo sempre di portare in tutta la penisola il nostro orgoglio di essere sardi, ovviamente. Ci proviamo. Ci tenevamo davvero ad avere una rappresentanza della pallavolo del volley perché è stata un'annata, come ha detto Michelangelo, davvero proficua per il movimento isolano, Cuscagliari, San Rocco, anche il Borore. Federico Bonu ci tiene, salutiamo assolutamente, Bonu, salutiamo sia Federico che il Borore. Davvero la pallavolo sarda che sta lentamente risalendo e non lasciandovi da soli, quantomeno.
No, assolutamente no. Poi ci sono anche altre realtà come Palau in B1, che sono tanti anni, se non sbaglio, anche loro sono 9 anni che fanno un campionato nazionale. Purtroppo Maddalena e Ossi sono retrocessi, ma so già che stanno riconquistando il titolo per poter rifare quest'anno la categoria nazionale. Forse mi dimentico qualcuno, adesso non mi ricordo. Però no, ecco, ok. No, il movimento è vivo, c'è tanto da fare, tantissimo, per essere poi alla stesso livello delle altre società della penisola. C'è poco, questo purtroppo è in dubbio, quindi difficoltà di trasferte, difficoltà di trovare giocatori, quello c'è, però ecco, siamo duri a morire, come tutti qua. Io sono ormai 13 anni che vivo in Sardegna, sposato con una sarda, figlio sardo, quindi non dico di essere sardo, però mi trovo molto bene qua e quello che ho capito dai sardi è questo, siamo duri a morire, assolutamente. Duri a morire, noi dentro qua per il caldo, questo era evidente. Il riferimento di Michelangelo Fotto, caro Luigi, un applauso. Grazie all'Ermea Olbia. Allora andiamo su due... Sì. Golden Boy? Assolutamente sì, ci spostiamo. Motori. Tra l'altro ho visto anche l'altro premio. Vieni, Valentino Ledda. Salgono sul palco forse 2 sedicenni in fila adesso. È vero, esatto. Valentino, vieni. Valentino Ledda, ragazzi. Benvenuto, caro Valentino. Allora, quanti anni hai? 16. Cosa fai nella vita? Corro in macchina. Corro in macchina. Con quale semplicità l'ha detto, corro in macchina. Adesso, al di là delle battute, davvero, Valentino è uno dei, se non il principale, uno dei principali comunque talenti del motorsport italiano, sardo sicuramente. Anche se ha gli occhi di Raikkonen, per chi lo guarda. È vero, ha un po' gli lo occhi fa per il cappello lo fa per quello. Davvero è una promessa del mondo dei motori. Matteo Porco, avvicinati. Dai, vieni a avvicinati. Matteo Porco è il nostro esperto di motori, perché qua, ragazzi, un applauso anche a Matteo Porco in tutta la sua bellezza e leggiadria. Matteo, a te il microfono, presenta. No, vieni a fianco a lui e presentaci un po' chi è Valentino. Beh, che dire di Valentino? Valentino è uno dei più grandi talenti del motorsport italiano. Spero che il suo nome circoli anche al grande pubblico, per ora come sta facendo tra gli addetti ai lavori, come si dice. Innanzitutto Valentino ha anche già dei successi alle spalle, secondo nel campionato autocross FIA nell'europeo, quindi anche tanto rallycross alle spalle, e quest'anno appena sedicenne è salito su una macchina da rally, ovviamente come pilota, nei campionati dove lo permettono, ovvero quelli baltici. Sta correndo, ha già fatto, il scorso weekend era in Lettonia, a Liepaja, ha fatto un'ottima prestazione. Peccato per la seconda giornata dove ha avuto un problema al semiasse, se non erro, però davvero una bellissima prima giornata di gara dove ha fatto il vuoto nella sua categoria. Quindi Valentino, ti auguriamo davvero il meglio in un mondo difficile come i motori. Voglio citare anche tuo padre, Cenzo Ledda. Tu sei figlio d'arte, sei salito in macchina prima che iniziasse a camminare, forse. Davvero, hanno fatto grandi sforzi anche la tua famiglia, ma la sta facendo anche la federazione, i tuoi sponsor, Sparco, Pirelli. Non so, ti lascio la parola se vuoi ringraziare qualcun altro. Io voglio fare un ringraziamento ai miei sponsor che mi permettono tutto questo, di correre in Lettonia e di fare quello che sto facendo. E poi la mia famiglia che mi supporta sempre. E un ringraziamento a voi per l'invito. Quindi Facciamo Valentino, la foto. questo è il premio Golden Boy. Davvero in bocca al lupo per il futuro. Speriamo di ripercorrere quello che ha fatto Callero Vampera, campione del mondo rally nella passata stagione, ha iniziato giovanissimo come te. Chissà che il futuro non sia roseo anche per te. Io spero di trovare una persona che mi guardi come Matteo Porco guarda in questo momento. Ma poi sapeva tutto, ragazzi, manco Valentino sapeva queste cose. La mia ragazza in questo momento non mi stava neanche guardando quando l'ho detto. Foto. Grazie Valentino, arrivederci presto, mi raccomando. Assolutamente sì, ci tenevamo, grazie Matteo, ci tenevamo davvero ad assegnare questo riconoscimento a uno dei talenti dello sport sardo. Non so quanti di voi a 16 anni già corressero in macchina, io di sicuro no, quindi Andrea Olmeo. non credo proprio. Torres femminile, Marica Deiana, vieni da giovane a giovane, anzi da giovanissima a giovanissima, perché insomma quest'anno un applauso ragazzi, insomma. Marica Deiana, portiere della Torres femminile,
un'annata complicata per voi in Serie B, però poi è arrivata anche la salvezza con te, titolare in porta. Il primo si chiama In mani sicure, cioè, insomma, non è che non ti vogliamo caricare di responsabilità, poco, in realtà, però davvero, insomma, che annata è stata per voi e poi soprattutto per te? È stata un'annata difficile della squadra, soprattutto perché abbiamo iniziato il campionato non nel migliore dei modi, però poi nella seconda parte, anche con il cambio del mister, ci siamo riprese e abbiamo raggiunto comunque l'obiettivo. Per me è un'annata importante, diciamo. Ho iniziato a giocare in questa categoria, sono cresciuta tanto e basta. Ti sembra poco? Scusa, cara Marica, ti sembra poco? Ho visto prima anche il presidente Budroni, non so dov'è. Eccola, che lo salutiamo ovviamente il presidente Budroni, poi soprattutto surplus anche di merito per aver sopportato Andrea Olmeo come ha detto Stampa, per questo, questa è la cosa più difficile. Pensa che voi l'avete visto solo a fasi alterne, noi ogni giorno. Foto con Marica Deiana. Un applauso a Marica e alla Torres femminile per questa annata. Prima di passare alla top Serie D abbiamo il riconoscimento per due piazze, o meglio una piazza unica, ma due realtà, ovvero l'Alghero Calcio e la FC Alghero, due realtà che hanno rianimato il calcio in una piazza storica per il calcio appunto sardo come quella catalana. Abbiamo per l'Alghero Calcio il vicepresidente Umberto Sassu, dovrebbe esserci. Eccolo qua, andiamo sul palco, il vicepresidente Sassu, perché insomma l'Alghero Calcio tra l'altro è una realtà importante per il calcio sardo, anche perché è una realtà legata al Cagliari Calcio, giusto vicepresidente? Esattamente, sì. Ma c'è Bernardo Mereu, per cui insomma... Salve. Salve. Niente, noi nell'ultima stagione abbiamo provato a riportare il calcio dilettantistico ad Alghero, che è una cosa che mancava da diversi anni. La città sentiva la necessità di ripartire con quello che era il calcio, con quello che è una tradizione calcistica che per tanti anni c'è stata e purtroppo è venuta a mancare per troppo tempo. Abbiamo provato a portare avanti questo progetto e stiamo cercando di supportarlo anche con l'aiuto del Cagliari, perché crediamo molto in quello che è il settore giovanile, quello che è la crescita dei ragazzi, che d'altronde il futuro è in mano a loro, e quindi se seminiamo bene da questo punto di vista crediamo di poter raggiungere il posto che merita Alghero nel calcio sardo. C'è un rumor di mercato Sì? che gira tra i giocatori. Sentiamo. Questa è una bomba clamorosa. Arresti all'Alghero per la prossima stagione. Di promozione, la vedo. No, più che altro c'è anche il discorso dello scudetto Under 13, giusto? Sì. A livello nazionale. Sì, l'Under 13 nazionale ha raggiunto a Tirrenia la fase finale e l'ha vinta. Ed è un evento che non si è mai verificato per una squadra sarda, andando a confrontarsi con realtà del continente dove purtroppo quello che ci penalizza è il fatto di essere un'isola dove a noi manca il confronto con le altre realtà, perché è molto più difficile muoversi fuori. È una cosa inaspettata dove comunque ci ha dato grandi soddisfazioni ed è frutto del lavoro di tutti, di tutta la società, di tutti i dirigenti, di tutto quello che sono i nostri tecnici che da anni, da circa 10 anni, portano avanti questo progetto. Tra l'altro hanno anche nominato da poco il nuovo allenatore, Gianmarco Giandon, ex settore giovanile del Cagliari. Foto, Luigi Canu. Facciamo un passo. Grazie. Matteo Porcu, tranquillo, lo so, Erika Pirina, vieni, grazie, al vicepresidente Umberto Sassu, perché abbiamo detto non solo l'Alghero Calcio ha contribuito al rilancio del calcio ad Alghero, ma anche l'FC Alghero, la nuova realtà creata da Andrea Alessandrini, presidente della Nobento, nonché presidente anche della FC Alghero. Abbiamo il video, ma qua siamo con Erika Pirina dell'ufficio stampa dell'FC Alghero, insomma della dirigenza. È stata
un'annata importante, entusiasmante. Da neofiti avete stravinto il campionato di terza categoria, tanta ambizione anche per l'anno prossimo, premio Coppa Disciplina per i valori etici, ma adesso lo andremo a vedere nel video. Al volo ti chiedo, insomma, che emozione è stata? È stata una bella emozione. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati un anno fa, quando è stata costituita la società, ma ci siamo divertiti, che era la cosa che volevamo principalmente, quindi siamo soddisfatti. Purtroppo nessuno della società è presente a parte me, perché sono in festa per la vittoria del campionato e sono andati tutti a Cattolica. Sono in viaggio premio, squadra, dirigenza e tutto, lo sapevamo già. Ciao a tutti, in qualità di presidente dell'FC Alghero è qua presente con me il nuovo vicepresidente Giulia, che entrerà a far parte dello staff il prossimo anno sicuramente come mascotte, ma chiederemo anche a lei diversi nuovi consigli per proseguire il nostro progetto calcistico. No, al di là degli scherzi, vi volevo ringraziare per aver pensato come 131 all'FC Alghero. Progetto fantastico, partito in sordina. Ok, abbiamo vinto il campionato, ma non è, credo, la cosa più importante. È stato riconosciuto come il terzo progetto a livello nazionale, come miglior punteggio a livello dilettantistico, questo è molto importante, ma soprattutto il primo progetto a livello regionale come premio Fair Play, quindi un progetto che è partito con una sua etica, l'ha mantenuta durante tutta la stagione, e tanto che siamo stati anche premiati per il rispetto in campo e fuori dal campo. Voleva dire qualcosa il vicepresidente, ma credo che in questo momento finirò di parlare io per lei. Ci dispiace non essere lì con voi, avevamo già programmato da tempo questo viaggio premio in Romagna con tutto lo staff. Proprio questa sera festeggeremo, in questo caso, la vittoria del campionato. A breve probabilmente ritorneremo a farvi visita, ringraziamo tutta l'organizzazione, speriamo di proseguire così. Il prossimo anno abbiamo un anno impegnativo, anche se parliamo sempre solo di seconda categoria, ma ormai sono stanco di dirlo, noi siamo quelli che iniziano i progetti da zero. Terza categoria va benissimo, alla seconda anche. Cercheremo di fare del nostro meglio anche in seconda categoria, sempre con la massima etica e professionalità, aggiungendo al progetto FC Alghero anche la squadra dei giovanissimi, degli allievi, ma soprattutto credo quella che ci darà più gioia, non tanto le soddisfazioni, tutte le squadre ce lo daranno, ma più gioia, che sarà la femminile. Sono progetti sempre con i giovani al centro, la prima squadra deve essere un esempio per le nuove generazioni. Vogliamo essere un esempio anche fuori dai confini regionali. Per adesso vi ringraziamo, vi lasciamo la vostra serata e ci ritroveremo presto sui campi da gioco. Facciamo la foto. Vabbè, facciamo la foto intanto con Erika dell'FC Alghero. Grazie mille. Grazie Erika, ringrazia anche c'è? Ok, anche il presidente Alessandrini, poi manderemo appunto tutti i contributi video e i saluti anche sui social. Prima di passare alla Serie D c'è anche un altro riconoscimento per un'altra piazza storica del calcio sardo, che è il Tempio, che quest'anno è tornata in eccellenza dopo aver vinto il campionato di promozione. Chi c'è per il Tempio? Marco Temo, è qua Eccolo in sale qua. che chiamiamo. Ecco qua, Marco Temo, dirigente immagino, giusto? Sì, dirigente, Ma chiamato sì, a ritirare, più o meno dirigente. dirigente. Il premio. Viene a ritirare il premio per il Tempio, piazza storica, dicevamo prima, davvero tanti anni di Serie C, Serie D, proprietà ambiziosa, quella di Salvatore Secchi, che non è potuto venire per un lutto, insomma ci stringiamo ovviamente un abbraccio anche al patron. Mi hai parlato, non è stato un avvicinamento facilissimo agli Oscar, so che la comunità di Castelsardo ha vissuto un lutto, noi ci stringiamo, so che sono Giusto. state diverse anche iniziative rimandate, ci è dispiaciuto tanto, ieri in città abbiamo parlato con diversi di voi, con diverse aziende che ci hanno aiutato, perché poi in tanti ci hanno aiutato a fare questo evento, e davvero ci stringiamo alla comunità che ci ha ospitato quest'anno per gli Oscar, perché è stato sicuramente doveroso fare un passaggio. Assolutamente sì, davvero è stato per tanti purtroppo degli ospiti di questa manifestazione un avvicinamento complicato, quindi grazie Marco per essere venuto a ritirare il premio. Foto. Anche Canu è stanco. È stanco, sì, no, perché sta caricando per la Serie D. Se parlate.
Grazie Marco, e grazie anche al Tempio. Va bene, signori. Tutti insieme la Serie D li vuoi far salire? No, non esageriamo adesso. Però siamo arrivati al clou di questa serata. Vi annuncio che siamo 25 minuti in anticipo. Stiamo correndo 7:30 alla grande. inizia il rinfresco, perché so che molti di voi ci tengono in questo momento. Vi vedo già tutti in piedi. Io non vedo l'ora di togliermi questa giacca. Sindaco, viene per la premiazione, almeno per l'allenatore e il dirigente, che sono le cariche principali della Serie D. Venga. Anche perché insomma Castelsardo per anni è stata una piazza, l'abbiamo detto prima con mister Mereo, però una piazza davvero importante del calcio sardo. Assolutamente sì, anche non solo del calcio ma anche della volley, e quindi siamo contenti per questa prestazione e speriamo di continuare. E queste iniziative servono anche per stimolare e per dare ai giovani, perché stiamo parlando anche di giovani, la possibilità di dedicarsi a tante attività sportive, non solo al calcio, al basket, al volley e tante altre, alle moto. Esatto, qua facciamo tutto. Va bene, allora, Top Serie D ragazzi, terza edizione, seconda degli Oscar, terza della Top Serie D, il concorso che appunto vi abbiamo sottoposto per eleggere i migliori della stagione. Come ben sapete, una parte di voto popolare, una parte di voto della giuria tecnica, un'altra parte di voto della redazione di 131, un po' come Sanremo fondamentalmente. Per capirci, chiamiamo sul palco il vincitore del premio miglior allenatore, ovvero Francesco Loi della Costa Orientale Sarda. Avremmo chiamato anche mister Massimiliano Pava dell'Atletico Uri, vincitore del premio Influencer, ovvero colui che ha preso più voti dalla giuria popolare. Dov'è mister Carta? Dov'è mister Carta? Mister Carta? Vieni dai, mister. Dai. C'è un motivo se vieni, Piano piano, mister. Vediamo se lo indoviniamo qual è il motivo. Quale sarà il motivo per far salire mister Carta? Diciamo che mister Carta ha fatto qualche presenza in più di me in panchina. Un paio di squalifiche quest'anno, mister. Mister Antonio Carta è il vice di mister Loi? Sì. Come stiamo? Bene. Questo ci interessa di più in assoluto. Allora, mister, primo premio appunto il più votato dalle tre giurie. Non c'è mister Pava che aveva vinto, come detto prima, il premio dell'influencer, quindi che è quello che abbiamo creato quest'anno, il più votato dalla giuria popolare, 3.520 voti, mister Pava, davvero una enormità. Per cui ringraziamo tutti coloro che hanno votato, premiamo appunto mister Francesco Loi e anche mister Carta. Mettetevi a fianco, foto. Grazie. E andiamo avanti. L'anno scorso aveva vinto mister Marco Nappi, allenatore dell'Arzachena, oggi non è presente. Passiamo però al premio di miglior dirigente. Roby, avevamo detto, ci piacerebbe che qualcuno di quelli che ha vinto l'anno scorso salisse sul palco per premiare il suo successore. L'anno scorso il premio di miglior dirigente è stato visto da Andrea Colombino, che è andato via, maledetto, è andato via. Gli toglieremo il premio a questo punto, però il premio è stato vinto da Antonello Zucchi, miglior dirigente della Serie D. Insieme a lui anche Gavino Satta, che vince il premio, vieni Gavino, il premio di dirigente influencer, ovvero il più votato dalla giuria popolare. Un applauso anche per Gavino. Facciamo la foto col sindaco, esatto, davvero un'annata importante per tutti. Foto? Grazie a tutti, grazie ai direttori. Grazie ai direttori e grazie anche al sindaco ovviamente di Castelsardo. Andiamo avanti, miglior portiere. Anche qua è stata allora, va detta una cosa, sono state votazioni davvero. Intanto vi ringraziamo tutti quelli che hanno votato, più di 47.000 persone, davvero voti infiniti, ma soprattutto delle votazioni punto a punto. Davvero, è stata davvero dura. Comunque, miglior portiere di questa stagione è stato per le tre giurie Eugenio Fusco dell'Arzachena. E insieme a lui sale anche il portiere influencer, ovvero il più votato dalla giuria popolare, ovvero Mirko Azzeni dell'Atletico Uri. Vieni Mirko.
Non a caso è stata una grande lotta tra loro due per vincere ovviamente il premio finale ex Cagliari, tutti e due. Va detto, perché hai messo Eugenio vicino a me? Scusa, perché è 1,98 così, maledetto. E Luigi, se riesci a fare un po' di Photoshop. Grazie ragazzi, davvero, per essere stati con noi. Due grandi promesse, 2003, tutte e due. Mirko, sei 2003 anche tu? 2002, 2002-2003, davvero, due belle promesse del calcio sardo. Adesso, per il premio, dov'è? Non lo vedo. Per il premio di miglior difensore c'è solo uno che deve salire, perché ha vinto sia il premio... Vieni, Simone Rabot, ha vinto sia il premio... E si capisce perché ha vinto sia il premio di miglior difensore che quello di difensore influencer, il mattatore ti abbiamo definito, Simo, di questi Oscar. Piede destro più educato probabilmente della Serie D. Guarda che bella foto che c'è, Simo. Una caterva di voti. Credo che lui abbia preso tra tutte le votazioni in cui era candidato 10.000 voti, una cosa del genere, davvero. No, dovevo sorridere io. Grazie Simo, ci vediamo presto. Andiamo avanti, miglior centrocampista, stavolta c'è quello uscente che è Danilo Bonacquisti. Vieni Dani, facciamo questa bella cerimonia. Spento il microfono? Da cambiare le batterie al microfono suo. Allora, Danilo Bonacquisti, miglior centrocampista uscente. Bello averti qui comunque. Buonasera a tutti, il piacere è il mio e vi ringrazio per la bellissima serata che stiamo passando. Ecco, abbiamo detto miglior centrocampista dell'anno scorso. L'anno scorso avevi vinto davanti ad Andrea De Montis. Quest'anno il miglior centrocampista è proprio Andrea De Montis della Costa Orientale Sarda. Lo tieni tu? Voglio che lo vuole tenere lui. Sì, però le spalle al pubblico è brutto. Dai, De Montis, scusa, ti devo insegnarti tutto. E il premio dell'influencer lo ha vinto Federico Mastromarino dell'Ilva, che non è presente. Lo diamo a De Montis, che glielo consegnerà a lui. Lo tieni. Foto più verso lì. Grazie a Danilo e ad Andrea. Grazie davvero. Attaccante, ce li abbiamo? Sì, ce li abbiamo. Allora, miglior attaccante della Serie D, anche qua è stata una lotta voto su voto, davvero una cosa incredibile. Alla fine è riuscito a spuntarla Marco Sartor Camina della Arzachena come miglior attaccante. Anche lui si è portato tutta Oschiri, è un finto argentino di Oschiri. Mezza Argentina. E Antonio De Marcus, attaccante influencer. Eccolo qua Antonio, vieni. 4.500 voti questo ragazzo. Allora, io ho già una proposta per Antonio. Da domani sarà il commerciale di 131. Lo stiamo cercando. No, ma si spiega facilmente. Ha fatto 9, 10 anni. Quanti anni hai fatto questo? Una decina. Ci credo che lo votano tutti, perché i compagni dicono vota De Marcos, quindi mi passa la palla davanti alla porta. Esatto, è così, vabbè. Di poche parole, No, anche però lui. Salvezza. visto che stiamo andando veloci perché vogliamo chiudere nell'ora e mezza e fare poi giustamente il rinfresco, facciamo un passaggio con Marcos. È venuto dall'Argentina dopo che si è sposato il fratello, ricordiamo. Cioè direttamente dall'Argentina, stagione veramente importante, avete giocato anche punto a punto per il premio con Aloia che poi lo vincerà e lo spoileremo a breve, però davvero una stagione molto importante, ora anche con qualche sogno, so che già qualche squadra di Lega Pro qualche sondaggio l'ha fatto, questo te lo dico io in anteprima. No, niente, prima di tutto ringraziare a voi per questo premio, poi alla società Arzachena che siamo passati 2 anni bellissimi, abbiamo fatto di tutto per fare un'ottima stagione e niente, ringraziare a voi e speriamo un bel futuro per tutti. Per un futuro più fresco. Più fresco, facciamoci una foto. Bello, grazie. Foto già fatta? No, foto dobbiamo farla. Grazie a Marcos e Antonio Sartor e De Marcus. Premio Top Under, ovvero l'Under 23.
più forte Chissà chi sarà. di questa annata. Beh, no, in realtà è stata anche lì punto a punto, è stato punto a punto tra chi ha vinto il premio di miglior difensore e difensore influencer, scusami, top, non difensore, top under influencer. Ritira il premio Mario Piga della Zacchena. Vieni Mario. Mario che è contentissimo del tour del castello, perché lui l'ha fatto, gli è piaciuto tantissimo, è entusiasta. E giustamente, scusa, non di solo calcio vive l'uomo, diceva quello. È una Top cultura. under influencer Lorenzo Loru, che non c'è, gli verrà consegnato a breve anche a lui il premio. Contento Mario? Sì, sono contento e ringrazio tutti per questo premio. Ovviamente speriamo di vincerne altri. Poi sono contento della stagione che abbiamo fatto quest'anno. Potevamo voler qualcosa di più dei playoff, però alla fine è andata bene. Ma poi è stata quella traversa. Appunto, c'era lui, ricordiamolo, il buon Pina Caserta. Foto! Grazie a Mario Piga. Tra l'altro, Top under. bisogna dire a Bernardo Mereo, al mister, sono quasi tutti ex Cagliari, quelli È che vero, stiamo premiando. mister, Sono hai quasi notato? tutti Quasi ex tutti Cagliari. ex Cagliari questi ragazzi, insomma, quasi tutti. Sarà un motivo. Esatto, ci sarà un motivo. Top over, ovvero il miglior giocatore in senso assoluto di questa stagione. Così lo casi troppo, Che ragazzi, però ha portato un sacco di voti, ha vinto in tutte e tre le giurie, tecnica. Insomma, Alessandra Loia, avanti sul palco, centravanti dell'Atletico Uri, 15 gol stagionali, 15, non 13, 15, compreso playoff. Vorrei avere la sua serenità in questo momento. Esatto, caro Alessandro, reduce battesimo della bambina, insomma un'annata, occhio al premio, insomma un'annata davvero ricca di soddisfazioni per te. È un'annata indimenticabile, soprattutto per la nascita di mia figlia e poi soprattutto per la salvezza con l'Atletico Uri, che è partita nei peggiori dei modi, ma poi alla fine abbiamo gioito. Sono contento di aver contribuito insieme alla squadra a questo traguardo. Prima di salutarlo mi ha chiamato ragazzo, ha detto che comunque il gol più bello della stagione resta il suo di rovesciata e non il tuo da centrocampo, mi spiace. È vero. C'è anche Simone Ravot, tanto uno che non avete visto prima. Simo, viene a ritirare anche l'altro premio, ovvero il top over influencer. Quanti amici ha Simone Ravot? Ravot, ti devi candidare in politica, con tutti questi voti, guarda, sai perché ha tanti sei un amici? talento sprecato, dimmi. Ha tanti amici perché ha anche un parente qua, un cugino che è molto conosciuto a Sì? Sassari. Quindi Grazie Simone, compagni, doppio premio dell'Atletico Uri, insomma, a dimostrare anche l'ottima stagione dei giallorossi di Mister Papa. Foto. Grazie ragazzi, a Trusannos, come si dice a Cagliari. Stanno finendo i premi, ne mancano un paio. Ragazzi, siamo mezz'ora in anticipo, veramente siamo soddisfatti. Io sono soddisfattissimo. Ce l'abbiamo i video adesso? Video di Emerson, ce l'abbiamo? Benissimo. Allora, adesso ci sono gli ultimi riconoscimenti cosiddetti al merito, cioè si premiano delle motivazioni particolari tra i vari sport. Abbiamo deciso di premiare il nostro amico Emerson Ramos Borges, colonna dell'Olbia, perché? Brasiliano di Nuoro, perché ha segnato quest'anno con il gol alla Recanatese il gol più anziano tra i professionisti, c'è proprio il record. Meglio di Ibrahimovic, perché È il giocatore che ha fatto il gol più anziano, e siccome noi ci scherziamo molto con Emerson su questa roba, insomma, allora abbiamo deciso di dargli un premio. Purtroppo è fuori Sardegna, mi pare in Puglia, se non sbaglio, però ci ha mandato il suo video di saluti per ringraziarci. Vediamo. Ciao ragazzi, vi saluto direttamente dalla Puglia, vi mando un forte abbraccio e vi ringrazio tantissimo per il premio. Meno male non ci sono a chiudere il parcheggio privato quest'anno. Un saluto a tutti gli ospiti, complimenti a quello che fate nel calcio in Sardegna, un forte abbraccio. L'aneddoto, per quest'anno non mi sono rinchiuso nel parcheggio, è perché l'anno scorso ad Alghero il povero Emerson è rimasto, chi conosce Alghero insomma conosce il parcheggio di Piazza dei Mercati, che teoricamente doveva essere aperto nel giorno della location, ma dal comune ci avevano detto così, invece pare che fosse chiuso, quindi lui è entrato, in qualche modo è riuscito ad entrare, ma non riusciva a uscire e quindi
e ha chiamato me, quindi ha risposto alla mia povera fidanzata cercando di dargli delle indicazioni per liberarlo. Abbiamo dovuto chiamare i vigili urbani per poterlo poi far uscire, però arrivato l'abbiamo premiato. Abbiamo premiato, Verissimo. per cui. Invece, restando su questa stessa categoria, gol più anziano e gol più giovane, in Serie D, nelle squadre sarde ci sono due giocatori che sono presenti qua. In realtà la carta d'identità è più o meno identica per tutte e due, insomma, non è che se adesso li Uno dei due vedete non riconoscerete questa grande... l'elisir di lunga Esatto. giovinezza. Allora, l'autore del gol più anziano delle squadre sarde in Serie D è Alessandro Cadau, della Costa Orientale Sarda. Mi fa specie dire il gol più anziano sapendo che sei della mia stessa età, quindi insomma... Tutto pensare che sei mio coetaneo. Visti vicini sembrate proprio Ma coetanei. fratelli, proprio... guarda, gemelli, assolutamente gemelli. Che quanti ne hai fatto? 2 o 3? 3. Quindi gol più anziani a quel punto. Vabbè, l'ultimo diciamo. L'ultimo è il più anziano. Con lui premiamo anche l'autore del gol più giovane in Serie D, ovvero Luca Fiorelli dell'Atletico Uri, classe 2005. Un altro ragazzo di cui si sentirà parlare, il nostro Luca, è un giocatore davvero interessante. Bentornato, benvenuto caro Luca, 2005, quindi va ancora a scuola, testa sulle spalle, è uno dei... Michele ha finito gli esami poco fa. Giustamente, d'altronde così deve essere ragazzi, nella vita. Chi è il più giovane? È difficile dirlo così. Detto così non si capisce, però insomma Alessandro continuerà a giocare. Sì, dai, facciamo un altro annetto, poi vediamo. Sì, ogni anno dici così, poi a 55 sei peggio di Emerson, guarda, non siete credibili. Giocheranno insieme l'anno prossimo. Esatto, No, non si sa. Forse, non siete credibili. Luca, l'anno prossimo cosa vogliamo fare? 10 gol? Speriamo. Facciamo la foto. Grazie a Luca, Alessandro, facciamo la foto, fermi lì. Grazie ragazzi, due belle facce della nostra Serie D, assolutamente sì. Ora chiudiamo con qualche riconoscimento, diciamo, questo è il tuo momento. per il territorio. È il tuo momento. Ora, sono un'ora e mezza che ti aspetto. Esatto. Faccio il giro, prendo io i premi. Bravo, mi piace. Di solito, come sempre, durante questi premi cerchiamo di premiare anche con dei riconoscimenti le varie realtà del territorio dove andiamo a premiare. L'anno scorso ad Alghero abbiamo fatto un bel progetto con il Banco di Sardegna, dando un nome in catalano a tutti i premi. Quest'anno con Castelsardo volevamo invece andare a scoprire alcune piccole realtà sportive legate al mondo dello sport della provincia di Sassari, anche di Castelsardo e in generale della Sardegna, che stanno facendo qualcosa di importante per riportare i giovani o comunque sia per riportare anche il sociale dalla parte dello sport. Ci sono 3 premiati, inizierei forse dall'Academy. L'Academy di Fabio Aru. So che qua ci sono la mamma e il papà di Fabio, adesso non so bene dove siete, eccoli, raggiungete pure il palco. Fabio ha creato, vieni pure vicino a me, questa bellissima Academy che in qualche modo restituirà a tutti i giovani che magari in Sardegna non hanno avuto in epoca passata quella fortuna di avere un maestro come Fabio. Voi come famiglia avete fatto dei sacrifici enormi per far crescere la carriera di Fabio Aru, ricordiamolo, ha vinto a Vuelta in Spagna, ma ha vinto in tutti i grandi giri appunto del ciclismo. È un progetto veramente, veramente bello che meritava questo premio, questo riconoscimento. Sì, nasce dal desiderio proprio, ricordando la fatica che ha fatto lui proprio per emergere, per correre fuori a livello nazionale e internazionale, quindi il suo sogno era proprio quello di aiutare i giovani ad emergere. Ha creato l'Academy e ci sta mettendo tanto, è sempre più presente, quindi li segue proprio personalmente. Oggi si scusa, non è potuto... Va detto, era in Cina 10 giorni, 2 settimane, quant'era? Sì, ma non so se è in volo per gli Emirati, non so. Sì. No, è impegnato a livello lavorativo, quindi non riusciva, non poteva essere presente. Con la presenza, quindi ci mancherebbe. Ringrazia per questo premio, speriamo che vada avanti l'Academy. Ma assolutamente. Ragazzi, abbiamo una 50ina di ragazzi dai 5 ai 13 anni, stanno ottenendo ottimi risultati e quindi quella è la cosa più importante. È sempre bello, che no? si divertano, poi arriverà
Il risultato è l'ultima cosa che conta per un ragazzo, e poi soprattutto è importante No, ma se io penso che Fabio ha iniziato a 17 anni, 16 anni, forse il ciclista in carriera che ha iniziato proprio da adulto, era grande. Assolutamente. Quindi adesso i ragazzi devono divertirsi. Tra 1000 viaggi, lui lo ricorda sempre la difficoltà di essere lontano da Villa Cidro, da mamma, dalla Sì, famiglia. sì, ma partiva con la, come si chiama? La schiscetta. Sì. Le panada da casa. Mangiava la pasta in bianco in aereo, cioè era così. E lunedì mattina a scuola. Però nonostante i sacrifici si è ricordato del territorio e ha voluto fare questa bellissima iniziativa. Ringraziamo ancora Fabio e la sua Academy. Facciamo una foto. Facciamo la foto. Grazie. Allora, Grazie io andrei sulla meta strada, qui ci spostiamo a Sassari con una squadra che si può vantare di aver avuto tra le sue fila Roberto Pinna quando fece una finta clamorosa. Infatti questo è al merito perché hanno avuto Roberto Pinna di giocare a rugby, ovvero chiamiamola Bulldog Rugby sul palco, una parte della squadra, che è una squadra di rugby che a parte vieni. Matteo, capitano Matteo Spano, insieme a tutti i giocatori. Qua c'è solo più caldo rispetto a là, però per il resto. Mi metto vicino a Matteo per fargli giusto due battute. No, dall'altra parte allora, dai. Così. Allora, la posso raccontare in prima persona perché ci sono stato la volontà di fare un progetto che nasce dalle persone, no? Prima ancora che del risultato sportivo, perché avete preso me, quindi vuol dire che proprio sul sociale, esatto. Più sociale di questo è difficile. Dovete fare dei sacrifici, però avete vinto il premio Mondonico quest'anno. Raccontaci un po' tutto quello che è il mondo, in breve, perché lo so che se ti lascio andare, il mondo Bulldog da un po' di anni a questa parte. Beh, allora, il mondo Bulldog è nato nel 2008 dall'idea di Claudio Pistidda, che è il nostro presidente. Il premio l'ha vinto lui, ma la cosa diciamo che ci fa onore è che lui continua tutti i giorni. Cioè, tutti i giorni lui ha iniziato con le scuole, ha iniziato con i parchetti, con le varie associazioni e continua sempre tutti i giorni a cercare di togliere fuori, diciamo, i ragazzi dalla strada, introdurli in questo sport che ha come principio il rispetto per qualsiasi cosa, qualsiasi persona, non ci sono distinzioni, diciamo. Abbiamo preso a te, figurati. Esatto, cioè, voglio dire. Potevate anche un po' tenere, però. No. C'è un aneddoto, io e Roberto abbiamo iniziato a calcio anni or sono, poi abbiamo capito tra l'altro che i piedi servono per correre. Matteo non è figlio d'arte, però comunque sia è parente d'arte perché Marco Sanna è suo zio, quindi comunque sia. Facciamo la foto, ragazzi, veniamo un pochino più avanti. Ci entriamo tutti. Grazie ragazzi. Chiudiamo con l'ultimo riconoscimento che giustamente deve essere un riconoscimento sul De domo, luogo, come de si dice a domo, Cagliari. come diresti giustamente tu, con i ragazzi del Bully Surf Club. So che c'è qualcuno qua a rappresentanza, non so se c'è Renato, eccolo qua Renato che sta raggiungendo piano piano il palco. Un applauso per Renato. Sono dei ragazzi che sicuramente chi è della zona li conosce bene perché li trova lì alla spiaggia di Ampurias ogni giorno, che fanno davvero... Siamo conosciuti pochi giorni fa, però mi ha davvero colpito... Amici da sempre. Davvero colpito la sua storia perché è un progetto non solo per fare sport, ma anche per unire le persone. Ragazzi, un attimo di silenzio. Stiamo chiudendo. È l'ultima premiazione e poi facciamo giustamente un brindisi tutti insieme. Fate molto sul sociale, soprattutto sul discorso dell'ambiente, educare anche alle persone alla vita in spiaggia, non solo all'andare in vacanza al mare. Sì, noi siamo partiti inizialmente con l'idea di sport. Per noi lo sport è vita e da lì, da quando è nata la nostra associazione, giorno per giorno, dal 2013, abbiamo cercato di coltivare ogni singolo aspetto. L'abbiamo strutturata nel modo da poter accogliere sia i più piccoli, sia i più esigenti e anche le persone di una certa età. Sai, 15 anni fa il surf veniva visto come uno sport talmente selvaggio che era impossibile quasi da strutturare. Molto bello, ma quasi troppo di nicchia per poterlo iniziare a praticare soprattutto ai più giovani. Noi gli abbiamo dato una struttura. Anno per anno stiamo continuando a dargli una struttura non solo che ci permette di lavorare con la nostra passione, ma che ci permette di rendere qualcosa alla città di Castelsardo, che per noi è un paradiso. Oltre al nostro lavoro, noi ci impegniamo nel quotidiano a rendere la spiaggia un luogo migliore, sia per quanto riguarda il servizio di assistenza bagnanti, con il quale ce ne occupiamo in prima persona,
sia per quanto riguarda l'aspetto di sensibilizzazione dei più piccoli. Lo sport per alcuni può essere agonismo, per altri può essere il raggiungimento di un traguardo, per noi è a 360 gradi. Noi lavoriamo grazie al surf, al SUP e al kayak, quindi ci sentiamo in diritto, oltre che in dovere, di rendere a questo paradiso ciò che merita. Grazie mille. Grazie. A te, Il riconoscimento al foto. Mi ero distratto, scusa. La stanchezza e il caldo. Grazie a Renato dei Bully Surf. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Riprendo la cartellina solo perché i ringraziamenti sono chilometrici e ovviamente non voglio dimenticarmi nessuno. Intanto ringrazio il comune, quindi il sindaco Antonio Maria Capula, Salvatore, tutti i rappresentanti della cittadinanza. Ci avete fatto sentire a casa. Adesso, al di là delle battute, abbiamo scherzato prima, però davvero siamo sentiti davvero bene e continuiamo a sentirci anche in questo momento. Staremo qua stasera. Esatto, molto bene, è una location davvero fantastica. Certo, passare dalla Sirianetta a noi due, questo è un po'... bisogna che sapersi accontentare nella vita. Ci sono anche i topini di Cenerentola, possiamo farli benissimo. Sì, sicuramente. Io gas, vista la mole. Società, tutte le società, quindi iniziamo dalla Dinamo Sassari, il Cagliari Calcio, Olbia e Torres, le 4 sorelle di Serie D, quindi Atletico Uri, Arzachena, Occidentale Sarda, Latte Dolce e Budon, le 5 in realtà sorelle di Serie D. L'Esperia Olimpia, Cagliari, il San Salvatore Selargius, l'Ermea Olbia, Torres Femminile, Raimond, Pallamano, Tempio, Alghero Calcio, FC Alghero, i partner commerciali Sardares, Tecnoverde, Techfind, di Nicri. Nico, veramente Eroico. Grazie anche per avermi portato la maglietta all'ultimo momento. Agenzia Garau Ampurias, quindi Lello, dove sei Lello? L'abbiamo perso, vabbè, Sta servendo. eroico Lello. View Sunset Bar, Hotel Riviera, Spina Trasporti, Tenuta Sinara, davvero grazie. The Bartender Sassari e Nani di un'amica in Sardegna, partner tecnici, grazie a Marcello Mura in regia, Mario Sanna, foto, grafiche, insomma davvero la pazienza anche nei miei confronti, e Alessandro Spano per le immagini alle camere, Luigi Canu per la fotografia, davvero super. E chiudo con ovviamente un ringraziamento particolare a tutta la squadra di 131. 131, Ferrari, come direbbe Califfa. Esatto, Andrea Ferrari, il mio socio qua, davvero grazie per la pazienza, per tutto, per quello che fai. Matteo Zizzola in Olanda, i ragazzi che sono qua, Matteo Porco, Andrea Olmeo, Matteo Cardia, Fabio Loi che ci segue da casa, grazie anche a Salvatore, proprio a titolo di amicizia, grazie a Lello Mela anche in questo caso a titolo di amicizia per averci supportato e sopportato nella logistica e nella realizzazione dell'evento, grazie a questo pazzo che davvero ogni giorno continua ad avere pazienza con me e con 131. Grazie a te, perché Chiudo dicendo questo. L'altro giorno una persona presente in sala, non farò il nome, ha detto sei un ottimo direttore. Gli ho detto vabbè, grazie, ma in realtà è un'ottima squadra, perché senza Benissimo. questa squadra non sarebbe che ha fattibile molta niente pazienza per sopportarmi. di tutto questo. Quindi grazie davvero a tutti coloro che sono stati qua, quelli che ci hanno seguito da casa e che ci seguiranno anche in replica. Ragazzi, grazie davvero, chissà se davvero Adesso l'anno festeggiamo prossimo insieme, ora perché si questo è il momento che tutti aspettavamo. Ora si dai. festeggia perché c'è 7 per tutti. Grazie, Grazie a alla tutti. prossima. Grazie mille, Simone.